Tra la notte e la mattinata di quest'oggi rovesci temporaleschi anche forti hanno interessato diverse zone della regione. Le cumulate massime sul Levante si sono registrate a Chiavari in località Caperana dove sono scesi in un'ora 40 mm di pioggia, 35 mm di pioggia scesi a Rapallo. Intensa anche l'entità dei temporali, in 30 minuti a Caperana sono caduti 38,2 mm di pioggia, in un quarto d'ora il picco spetta a Camogli con 22,6 mm. Le precipitazioni sono state accompagnate da un'intensa attività elettrica, fenomeni in progressivo dissolvimento dal pomeriggio su tutte le zone. Nella seconda parte del pomeriggio ci sarà un'attenuazione con temporali residui alternati a schiarite in serata, mentre la giornata di domani, giovedì, sarà caratterizzata inizialmente da variabilità e poi un miglioramento con tempo soleggiato a ponente e regolarmente nuvoloso sul resto della regione. Ecco, per la giornata di domani invece l'instabilità dovrebbe andare via via a scemare? Esattamente, anche la percentuale di probabilità di precipitazione che si può trovare nel dettaglio anche sul sito www.arpal.gov.it va scendendo e soprattutto per quello che riguarda il Levante, diciamo che ci aspettiamo ancora qualche debole pioggia al mattino e poi un successivo miglioramento con cielo irregolarmente nuvoloso.